Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, siamo all'Ipsia di Catiepolo per la giornata nazionale degli alberi, che quest'anno l'assessorato alle politiche agricole celebra attraverso la messa in dimora di un albero per ciascun plesso scolastico del territorio di Porto Tolle. È una giornata speciale, veramente speciale per me come assessore alle politiche agricole. È speciale perché il coinvolgimento degli studenti in quello che è la sensibilità del nostro ambiente è importante. Sicuramente l'ABC per parlare di ambiente, per portare questa voglia anche di riportare gli alberi su tutto il territorio comunale ma anche nazionale. E per me è importante anche avere l'Arma qua presente, vicino, che supporta questa iniziativa. Sono contenta che tutte le scuole hanno aderito, da quello che è l'istituto comprensivo alla nostra scuola superiore che è l'Ipsia e le scuole materne paritarie. Per me è importante che questi messaggi passino e che rimangano soprattutto nei giovani e negli studenti. Ognuno di noi ci deve prendere un po' di responsabilità, no? Un po' di responsabilità che in questo oggi è simbolica nell'accudire, nel poter seguire questa pianta che metta le radici, come spero metterete voi le radici in questo territorio qua, perché la speranza è quella che rimaniate qua, che lavorate a Porto Tolle, che vi fate una famiglia a Porto Tolle, che crescete in un territorio che è meraviglioso, un territorio che ha degli aspetti ambientali importanti, dove negli anni, per via delle alluvioni prima, poi della riforma agraria, ha visto scomparire tanti alberi, però ha anche visto accudire un territorio che è molto fragile, nella sua fragilità e la sua forza però, e quindi per essere fragile deve avere anche, ripeto, le radici anche di quello che coltiviamo, che sono importanti. La coltivazione più importante che avete voi oggi è quella del sapere, è per questo che andate a scuola ed è per questo che avete fortunatamente degli insegnanti meravigliosi, ma è anche quella di un'ottica ambientale che comunque deve fare la differenza, che oggi per certi aspetti può sembrare un gioco, ma domani sarà importante per il vostro futuro, delle vostre famiglie, come è stato delle nostre, e quindi è una responsabilità importante. Siete nel pieno della gioventù e qui sicuramente tutti noi abbiamo invidia verso la vostra forza. La forza è un'energia, in latino questa energia, questa forza prende il nome di roboris, cioè di rovere, cioè di albero. È una forza statica, questo, l'albero. E sta a significare voi, che siete ben piantati in queste radici, ma non per rimanere radici, per svettare in alto. È vero, il referente di Plesso accennava a una situazione piuttosto così, abbastanza disagiata dell'Ipsia. Invece noi abbiamo grandi sogni sull'Ipsia e io sono convinta che queste due anime devono dialogare sempre più, perché Porto Tolle ha bisogno di voi, sia quando eravate al comprensivo, ma soprattutto sia quando frequentate l'Ipsia. Quindi io vi saluto con un augurio latino che significa ci vediamo quando le cose saranno ancora più belle di quelle che sono adesso. Quindi ad maiora, ragazzi, grazie.